Casinò di Venezia in mani private dopo il sì dei sindacati, sempre più vicino alla vendita della casa da gioco da parte del Comune. Sono giorni questi in cui si torna a parlare anche della vendita del Casinò di Venezia. L'ultima parola per la cessione ai privati arriverà proprio in questi giorni da Roma. E allora facciamo il punto. Il Casinò di Venezia, che è nato nel 1638 e la più antica casa da gioco al mondo, potrebbe presto passare in mano ai privati. Il Comune non ha sufficienti risorse per continuare a gestirlo e per fare nuovi investimenti, mentre il volume d'affari per crisi e scommesse online sta diminuendo. 190 milioni incassati nel 2008, solo 117 lo scorso anno, e nei primi 6 mesi l'incasso del Casinò, unico in Italia ad avere 2 sedi, è stato di 53 milioni di euro. La convenzione che il Comune vorrebbe stipulare con il privato prevede un canone di 140 milioni per i primi 2 anni, poi il 10% degli incassi con un minimo garantito di 11 milioni annui. Nei prossimi 30 anni, dice il sindaco Giorgio Orsoni, oggi impegnato a New York, non meno di 900 milioni finirebbero nelle casse del Comune, che resterebbe comunque proprietario e titolare dei poteri di vigilanza, anche antimafia. Via libera dai sindacati, dopo la garanzia del mantenimento dei posti di lavoro, e ok anche dall'Avvocatura dello Stato, che ha però rinviato al Viminale per l'ultima parola. Il Movimento 5 Stelle chiede al ministro Angelino Alfano di negare l'autorizzazione, che sarebbe basata su dati non esatti, ma il Comune di Venezia, aggravato da oltre 500 milioni di debiti, spera invece di incamerare al più presto quei soldi per ridare ossigeno ai bilanci e attende il via libera già nelle prossime ore. Questione di ore, il via libera alla privatizzazione del Casinò di Venezia. Servono investimenti, dice il direttore Ravà, il Comune non ha risorse. La privatizzazione del Casinò di Venezia per il via libera da Roma è ormai solo questione di ore. Servono investimenti e il Comune non ha risorse disponibili. L'ingresso di società già operanti nel settore garantirà un futuro roseo a quella che resta la più antica casa da gioco del mondo, afferma il direttore generale Vittorio Ravà, che abbiamo intervistato. Indispensabile questa privatizzazione. Assolutamente sì, per lo sviluppo dell'azienda. Con un azionista pubblico che ha bisogno di soldi e non può investire, le aziende non hanno futuro. Per esempio? Guardi, per esempio, oggi è necessario investire molto sui clienti. I casinò di Las Vegas mandano gli aerei privati a prendere i clienti in Brasile. Lei si immagini, se io prendo un aereo privato e mando a prendere 4 clienti a Mosca, che cosa succede? Interrogazioni parlamentari, la Corte dei Conti. Per il pubblico non va più bene. Interrogazioni parlamentari che sono comunque arrivate da Movimento 5 Stelle e PDL, che non sono d'accordo sulla necessità di privatizzare. Le privatizzazioni piacciono solo teoricamente, perché poi quando si va ad attuarle, praticamente, la politica interviene e la politica vuole lasciare lo status quo. E il PDL è capace di allearsi con i 5 Stelle per lasciare tutto come sta. Il Casinò di Venezia finirà in mano ai cinesi piuttosto che agli sceicchi? Io credo né cinesi né sceicchi. Il Casinò di Venezia, per come è stato congegnata l'operazione di privatizzazione, potrà andare in mano solo a uno dei grandi gruppi che operano nel mondo del gioco. I gruppi che operano nel mondo del gioco sono gruppi americani, francesi, inglesi, sudafricani, australiani. Chiedo di scommettere su un tempo invece, cioè settimane, mesi. Io non gioco e quindi è difficile che scommetto.